Dichiaro chiusa la votazione. 257 favorevoli, 20 contrari, la Camera approva. Il Comune di Sappada torna a casa. Oggi alle 13.54 la Camera ha approvato il passaggio del Comune Dolomitico al Friuli Venezia Giulia. Prego l'entrata, riesce a votare. La gioia è immensa perché abbiamo raggiunto un traguardo che è veramente impensabile. Ci è costato un sacco di impegno e di lavoro, però alla fine ci siamo riusciti. Oltretutto è una vittoria della democrazia. Sentiamo nel frattempo i clacson di chi festeggia questo momento storico. Diciamo che la famosa risposta che da anni chiediamo anche come amministrazione oggi è arrivata con il voto alla Camera. Ci sono ancora due passaggi, quello della firma del Presidente della Repubblica e poi la pubblicazione in Gazzetta, e da lì diciamo Sappada ufficialmente passa alla Friuli Venezia Giulia. Vogliamo subito metterci poi a lavorare per migliorare sempre il nostro paese. Beh, a questo punto le chiediamo di farci un saluto in friulano. Mandi. Bentornata a Sappada, dunque, buonasera a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock, copertina dedicata al ritorno al Friuli di Sappada. Ce ne siamo occupati ampiamente nel corso del telegiornale di questa sera e ci piaceva aprire così questa puntata di Elettroshock. Saluto subito al mio fianco Enzo Cataruzzi, buonasera. Buonasera Enzo. a tutti, buonasera. Sei d'accordo? Una giornata storica? Ma certamente è una giornata storica, anche se dovrò dire qualcosa sul voto che c'è stato, perché mentre lavoravo oggi, sto facendo un libro magari di politica, magari lo leggeranno anche loro più avanti, ho sentito un po' le dichiarazioni di voto e ho visto che Grillo ha votato proprio full e mi è un po' dispiaciuto un po' che Forza Italia si è, come dire, astenuta. Volevo chiedere subito a Zanin cosa ne pensa. Ecco, ma andiamo a presentarli allora gli ospiti che questa sera abbiamo diviso in due diversi teatri. Vediamo chi c'è in studio con noi questa sera. Saluto intanto Paolo Urbani, sindaco di Gemona, grazie per essere con noi qui questa sera. Saluto Massimo Moretuzzo, sindaco di Mereto di Tomba. Salutiamo poi Piero Mauro Zanin, sindaco di Talmassons, Massimiliano Pozzo che rappresenta questa sera MDP. Grazie a tutti voi per essere con noi questa sera. Qual è il tema questa sera? Beh, abbiamo intitolato la puntata Sindaci fuori dal comune. Che cosa vuol dire? Qua si stanno scaldando i motori in regione in vista delle prossime elezioni regionali. Tanti sindaci correranno per questo importante appuntamento. C'è chi ha già dato le dimissioni, chi le ha annunciate, chi potrà candidarsi senza doversi dimettere dal ruolo di primo cittadino. Come avrete notato, manca al mio fianco questa sera Daniele Micheluz, ma è comunque presente ed è in diretta anche lui, ma lo è questa sera da Spilimbergo, dove ha riunito diversi primi cittadini della destra a tagliamento. Intanto buonasera Daniele. Ciao Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori di Telefriuli. Allora sì, abbiamo intitolato Sindaci fuori dal comune, ma noi siamo dentro in comune, siamo ospiti del comune di Spilimbergo a Palazzo di Sopra in sala consiliare. Allora presento subito anch'io gli ospiti che sono qui con noi questa sera. Per Cavalleria comincio da Francesca Papais, sindaco di Zoppola del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, alla mia sinistra c'è il padrone di casa, Renzo Francesconi, sindaco di Spilimbergo. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, alla sua sinistra il sindaco Antonio Di Bisceglie, Partito Democratico, il sindaco di San Vito al Tagliamento. Buonasera. E buonasera anche a Roberto Ceraulo, il sindaco di Sacile per Forza Italia. Torniamo a destra dove c'è Ivo Moras, Lega Nord, sindaco di Bruniera. E quindi anche qui insomma è abbastanza nutrita. Partiamo subito dal padrone di casa, tanto per chiedergli un commento su Sappada.
Ma io credo che si conclude un iter molto importante che ormai andava avanti forse anche da troppo tempo, dove l'autodeterminazione di un comune come Sappada e di una zona ha scelto di ritornare a casa e quindi ritornare in Friuli. Quindi la democrazia vince sempre e in questo caso credo che sia stato corroborato da un voto in Parlamento a grande maggioranza che ha permesso a Sappada di rientrare, quindi secondo me un dato positivo. Ecco, lo chiedo anche a Francesca Papais, insomma forse da Zoppola a Sappada è un po' lontana, però insomma come vedete questo rientro? Beh, diciamo un bentornati a casa, insomma, li accogliamo a braccia aperte, si chiude ovviamente un iter importante e quindi con una vittoria anche per la nostra regione, quindi a prova che comunque diciamo il Friuli conta ancora qualcosa, anzi ha fatto un ottimo lavoro. Allora, gli argomenti di sicuro non mancheranno, anche perché Francesconi, come credo anche un ospite che avete in studio, oggi era a Trieste per brontolare, possiamo dirlo così, sulle UTI. E intanto ridiamo la linea Udine, poi ne parliamo. Sì, l'ospite in questione, Daniele, è il sindaco Zanin, ormai con addosso questa etichetta di sindaco ribelle che si porta dietro da tanto tempo. Però prima di parlare di quello che è successo oggi a Trieste, chiudiamo un attimino il cerchio su Sappada. Allora, avevi una questione da porre? Sì, siccome tutti si intesteranno adesso, no, metteranno il cappello, tutti hanno fatto, no? Mentre qui in Regione c'è stato un idem sentire, vedo che l'area romana purtroppo è un po' distante da quello che si chiama l'autodeterminazione dei popoli, come si dice, no, da queste parti. Il friulano è abbastanza insensibile a questo. Io volevo chiedere proprio a Zanin che cosa pensa lui che Forza Italia, vabbè, ha avuto il problema del Veneto, il problema di Brunetta che è capogruppo, però questo in qualche modo nel panorama politico ha un po', è una stortura, ecco. Ma certamente. A me piacerebbe definirmi più che ribelle libero, però tornando alla domanda, diciamo che Forza Italia compatta qui in Friuli, accoglie Sappada, ha fatto una battaglia insomma, per l'autodeterminazione, questo è indubbio. A livello nazionale è chiaro il nostro è un partito che sconta un po' il fatto che il capogruppo sia un veneto, questo indubbiamente, l'indicazione, poi un capogruppo forte come Renato Brunetta che aveva la necessità forse di parlare più ai cittadini del Veneto che a quelli diciamo, del resto di Forza Italia, più una posizione dico, di difesa di una situazione, d'altronde questo ha spaccato un po' tutto il fronte, perché se andiamo a sentire la Lega Nord del Veneto, ma anche alcuni partiti, voglio dire, del centro-sinistra del Veneto, hanno cercato di difendere un loro territorio. Ecco, il problema invece è che risulta è che insomma, storicamente insomma, le tradizioni e le comunità, poi alla fine il fiume torna nell'alveo, è una cosa naturale, c'è niente da fare, le persone sono legate alla terra, a me piace chiamarla terra più che territorio, e quindi di conseguenza ci vuole del tempo, ma poi questa volontà della comunità emerge e quindi di fatto oggi rientra nel Friuli. Quindi la posizione di Forza Italia penso sia stata determinata in questo caso dalla presenza di un forte capogruppo veneto che ha indirizzato e ha parlato ai suoi elettori, ecco, non ai elettori dell'intero partito. Quindi insomma la prendiamo come ecco, un momento così particolare, sicuramente non come un'indicazione del partito, che Forza Italia è un partito che rispetta le comunità, rispetta i popoli, rispetta ecco, i territori. Diciamo un distinguo necessitato, come si dice. Sì, diciamo che a un certo punto in politica è realpolitik, la chiamiamo così, sì, ecco, realpolitik, ma la politica seria di Forza Italia è una politica che comunque rispetta i territori e le comunità, e su questo insomma è indubbio, e la storia del nostro anche del Forza Italia friulana è su questo alveo rimane. Anche MDP ha preso una posizione oggi in aula con l'astensione. Sì, sicuramente, però la posizione che noi abbiamo avuto a livello friulano un po' la registro rispetto all'intervento che ha fatto in aula al Senato il senatore Carlo Pegorer, che è stato un intervento molto lineare, pulito, evidenziando questo iter legislativo che parte da lontano, perché ricordiamo il referendum consultivo a Sappada del 2008, stravinse il sì con una partecipazione molto alta, perché insomma 900 votanti su 1200 aventi diritto, per cui Pegorer ha evidenziato questi elementi, ha
chiesto anche lui a livello di Senato la votazione favorevole su questo provvedimento, così come anche parlamentari sicuramente vicini a MDP. Dopodiché ci sono anche in questo caso situazioni legate al tema anche della Regione Veneta, a qualche pressione che arriva, e questo succede in politica, però l'indicazione, anche l'astensione è stata anche comunque in direzione comunque di lasciare procedere un provvedimento così significativo. Questo lo riteneva anche in primis, ad esempio, il nostro coordinatore Roberto Speranza. Oretuzzo, su questo passaggio di Sappada. Beh, io credo che adesso stiamo assistendo, innanzitutto sono felicissimo e faccio anche i saluti e i complimenti al sindaco, al collega sindaco di Sappada e a tutti i cittadini. Stiamo assistendo però a un fenomeno bizzarro, che è quello dei tanti che stanno salendo sul carro del vincitore, no? Perché effettivamente non era proprio così un paio d'anni fa, no? Io credo che ci sia un vincitore, sicuramente, in questo caso è il popolo sappadino. C'è un'amministrazione comunale che nonostante tutto, nonostante tutte le resistenze di questi anni di battaglie, perché non è una cosa che è cominciata ieri, è una cosa che è cominciata nel tempo, hanno appunto difeso il loro diritto e sono andati avanti. C'è stato poi anche un passaggio, io credo importante in questo percorso, che è stato la Fiesta della Patria dal Friuli dello scorso anno. Perché in quell'occasione chi ha la memoria un po' meno corta si ricorderà che i sindaci, i rappresentanti dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, presieduta dal sindaco di Carlino Diego Navarria, lanciarono l'idea in quella sede di fare la Fiesta della Patria di quest'anno, nel 2017, a Sappada. E questo è stato un passaggio importante e mi ricordo il discorso del collega Diego Navarria, che fu molto infuocato e suscitò davvero un applauso che è durato diversi minuti. Gli unici che furono tiepidi in quel caso furono i rappresentanti del Consiglio regionale, in particolare il Presidente del Consiglio regionale e l'assessore Torrenti, che mi ricordo insomma, non erano proprio entusiasti, ecco, di questa prospettiva. E poi sappiamo invece che questa pressione popolare in qualche modo ha portato i rappresentanti anche dei vari nostri gruppi parlamentari a prendere una posizione un po' più decisa. Ecco. Però sicuramente chi ha vinto è stato il popolo sappadino. A Sappada infatti stamattina dicevano proprio questo, intanto abbiamo visto dalle immagini di apertura, c'era quasi un tifo da stadio oggi nei bar, si seguiva dagli schermi l'evoluzione di quello che succedeva in aula e poi questo carosello di auto lungo il paese con le bandiere del Friuli che sventolavano. E loro hanno detto il primo merito è nostro perché non abbiamo mai mollato, non ci siamo arresi, siamo andati avanti. E poi è stato fatto un ringraziamento pubblico anche ai politici che comunque hanno portato avanti questa battaglia fino insomma al risultato di oggi. Allora noi dobbiamo fermarci, c'è una pausa per la pubblicità così poi entriamo anche nel vivo del tema di questa sera. Peraltro chi lo sa, magari anche il sindaco di Sappada adesso pensa a candidarsi alle regionali del 2018 in Friuli Venezia Giulia. Vedremo, a tra poco. Nuovo in diretta con Elettroshock, sindaci fuori dal comune, sindaci che stanno pensando di candidarsi alle regionali del 2018, poi magari faremo con Enzo Cataruzzi anche una riflessione sulle politiche, perché ci sono alcuni sindaci ingolositi anche dalle politiche. Certamente. Questo è il tema della serata, abbiamo aperto però con una riflessione doverosa sul passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia dopo il primo referendum di 10 anni fa, quindi un percorso lungo che è arrivato a questa meta definita già storica. Passerei subito la linea al collega Daniele Micheluz che è a Spilimbergo con i suoi ospiti. Vi ricordo prima che c'è per voi la possibilità di mettervi in contatto con noi, potete chiamarci allo 0432 57 3517 oppure mandarci messaggi SMS o WhatsApp al 345 99 56 897. A te Daniele. Ecco, allora parlavi proprio di sindaci che si candidano alle regionali. Uno di questi è sicuramente Renzo Francesconi, che ha quasi finito i suoi 2 mandati qui a Spilimbergo e ha deciso di candidarsi. Ma le candidature chiaramente verranno decise non ora, ma verranno decise nel momento in cui sarà un po' fatto un organigramma di candidatura. È chiaro che per potersi candidare un sindaco in carica chiaramente deve dimettersi prima, deve dimettersi 4 mesi prima e questo 3 mesi prima, per cui praticamente ci sono anche delle situazioni contingenti e contingibili sul fatto che uno poi accetti una candidatura. Ma se fosse Election Day a marzo, questo
provocherebbe dei cambiamenti in questa tempistica per quale vi obbligano a dimettervi? No, la tempistica non cambia perché di fatto è calcolata sulla precedente amministrazione e la tempistica praticamente è sempre quella. Ovviamente non è tanto un fatto di tempistica ma di opportunità. La Presidente della Regione si era impegnata con tutti i sindaci a togliere questa forzatura di dimissione da parte dei sindaci, soprattutto quelli che terminano anche il mandato in maniera naturale, perché riteniamo che candidarsi non fosse andare contro la legge o creare dei problemi a nessuno, era semplicemente un percorso naturale che per chi trovava spazio all'interno di alcuni partiti e metteva a disposizione la propria figura e il proprio mandato poteva essere un'opportunità. Questo invece viene visto come quasi un ostacolo o come quasi un fastidio nei confronti di magari chi è già consigliere regionale. Ecco, forse i sindaci, soprattutto quelli che finiscono il secondo mandato e soprattutto di territori grossi, poi ne parleremo anche con Ceraulo perché vale lo stesso discorso per Sacile, fanno paura perché portano via tanti voti. Ma i sindaci sono l'espressione del territorio, hanno lavorato per il loro paese, hanno lavorato per la loro città, hanno cercato di portare a casa dei risultati e poi sono sempre i cittadini che premiano o che puniscono. Se tu hai fatto bene il cittadino generalmente ti riconferma, se hai fatto male il cittadino ti cambia e quindi anche per le regionali se fai bene, hai fatto bene te lo riconoscono o altrimenti vai a fare il tuo mestiere o cambi lavoro, cioè non è nessun tipo di problema. È più un trampolino di lancio o più a servizio del territorio? Ma sono due cose diverse. Fare il sindaco vuol dire lavorare per il proprio territorio, impegnarsi a fare il consigliere regionale vuol dire lavorare per un territorio più vasto, vuol dire anche lavorare per l'intera regione, perché poi il consigliere regionale viene eletto in un collegio, ma i temi sono quelli regionali e quindi rappresenta l'intera regione oltre che il suo territorio. È un lavoro di tipo legislativo, anche se con questa riforma istituzionale la regione si vuole trasformare anche in un ente amministrativo, cosa che io personalmente non sono d'accordo e quindi credo che su questo bisogna lavorare affinché la Regione faccia il suo mestiere, ossia faccia le leggi, l'attuazione le lasci fare a chi le sa fare, ossia i sindaci. Allora, lo chiedo anche a Antonio Di Bisceglie, il sindaco di San Vito, che è stato anche onorevole, quindi ha frequentato anche i palazzi romani. E quello che dice Francesconi è giusto oppure insomma è uno sfruttare anche il fatto di aver amministrato per tanto tempo e quindi di poter raccogliere tanti voti, da portare al partito naturalmente? Io svolgo due considerazioni. La prima, credo che nelle democrazie cosiddette avanzate è giocoforza che chi acquisisce un'esperienza amministrativa, che è anche politica, che è anche di relazione, che è anche di rapporto col territorio, e dicevo giocoforza che possa proseguire in un altro ambito, in un'altra istituzione, questo suo impegno, questa sua passione, questo suo rapporto con i cittadini. E quindi è chiaro che è abbastanza scontato in alcune democrazie il fatto che dopo che aver fatto il sindaco magari sei in regione, nell'end e poi magari sei in Parlamento. E questo credo che aiuti complessivamente le stesse istituzioni ad avere persone che in qualche modo hanno avuto un rapporto col territorio e hanno saputo, specie ovviamente coloro i quali sono stati confermati, la possibilità di far contare e comunque di conseguire risultati, come viene detto, per il territorio. La seconda considerazione invece è l'altra, che io ritengo, diciamo così, corretto il fatto che in una realtà regionale ci debba essere l'istituto delle dimissioni prima di candidarsi da parte di sindaci che magari sono stati appena eletti. Perché dico questo? Perché nel momento in cui sei stato appena eletto hai contratto un rapporto di fiducia con i cittadini per realizzare un determinato programma, per portare avanti determinate modalità di attuazione del programma medesimo e quindi interromperlo verrebbe ad essere un modo per non tener conto proprio di questo rapporto di fiducia. Bene, io vi ridò la linea, intanto poi parleremo anche con gli altri ospiti qui a Spilimbergo. Grazie Daniele. Allora andiamo dal sindaco di Gemona, Urbani, per capire sì, che cosa ha intenzione di fare, certo, ma se è questa davvero la stagione dei sindaci, perché insomma tutto lo lascia supporre. Sì, tutto lo lascia supporre, anche perché c'è stata una passata stagione dei vice sindaci, degli assessori e degli altri consiglieri comunali, che credo sia veramente
una cosa non corretta in una democrazia in cui tutti devono avere gli stessi diritti per poter partecipare alla competizione. Io sono d'accordo con quanto diceva il sindaco di Bisceglie sul fatto che un sindaco appena eletto debba dare le dimissioni per poi essere eletto in un altro consesso. Però per un sindaco che è a fine mandato, anzi ci dovrebbe essere la possibilità anche di continuare per quei pochi mesi il fine mandato, anche andando a fare o il parlamentare o il consigliere regionale, comunque assumendo un altro ruolo. Quindi credo che tutti i sindaci oggi che hanno più di 3.000 abitanti sono costretti purtroppo a fare una scelta che poi comporta anche a livello comunale delle altre scelte, perché transitare o traghettare comunque verso le elezioni, comunque anche da parte della tua maggioranza, quando c'è stato in questi anni un rapporto diretto da parte della popolazione con il sindaco, può diventare in alcuni casi un problema. Quindi abbiamo assommato un problema a un altro problema solo per cercare, tra virgolette, di non far concorrere in maniera leale i sindaci dei comuni più popolosi. Lei che farà? Ma io non ho ancora deciso, naturalmente come tutti, il 3 dicembre decideranno finalmente i collegi, vedremo anche Sappada da che parte andrà e quindi voglio dire, non ho ancora deciso quello che farò, però credo che comunque sarò della partita. Enzo. Ma io credo questo, che è giusto che in questa stagione un ricambio ci sia e i sindaci sono, diciamo così, un ricambio naturale, no? Come in Francia quando la Vendée è saltata, mi pare dopo hanno ricostruito un po' la politica in questo modo. Lo trovo corretto che ci siano dei sindaci, che ci siano dei politici, perché è vero che bisogna andare a amministrare in regione, ma è anche vero che ci deve essere un po' un equilibrio, no? Uno deve sapere da dove viene, quindi eccetera. Quello che dico io è questo, che probabilmente questa legge tarpa un po' le ali a qualche sindaco, perché evidentemente deve capire se deve dare dimissione o meno, come la popolazione lo prende, perché giustamente uno dice hai un contratto con i cittadini perché cambi. Questo è il mantra, il refrain che i 5 Stelle portano avanti. Quindi secondo me, più che la concorrenza tra i sindaci, che dopo vinca il migliore, ma la concorrenza sarà con un partito che propone dei mandati ferrei, no? Cioè abbiamo i 5 Stelle che dicono no, chi fa il sindaco non deve fare il consigliere regionale, non deve fare eccetera. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensano proprio chi saranno, perché mi pare che tutti i 4 qui e anche dall'altra parte saranno della partita, quindi l'opinione che hanno loro è anche un orientamento verso il voto dei cittadini, verso di loro proprio, no? Cosa ne pensate di questa sfida dei 5 Stelle, dove dicono i mandati noi li facciamo così come partito, delineiamo noi? 2 mandati e basta, non è la legge che lo diciamo noi. Zanin, cosa ne pensi? Ma in linea di principio è corretto, nel senso quello che si diceva, quando uno assume un impegno è corretto che lo porti fino al termine. Noi tra l'altro, appunto, anche se non c'è bisogno che lo dicano i 5 Stelle, lo dice la legge, i sindaci possono fare massimo 2 mandati. Dal prossimo mandato anche i consiglieri regionali loro possono farne 3, però insomma anche loro hanno un limite, meno chiaro è sui parlamentari. Però io vedo che poi la debolezza umana colpisce tutti, anche i 5 Stelle, perché già si parla di deroghe, se penso alla Ruocco piuttosto che alla Lombardi, che sono dei parlamentari, lo stesso Di Maio, eccetera. L'unico mi sembra coerente è Di Battista, che però ha trovato un'altra carriera e fa lo scrittore. E quindi dico, sì, sono più delle buttate di carattere demagogico. Il problema reale è l'esperienza che uno matura facendo il sindaco, che è un'esperienza sul territorio, è un'esperienza sulle cose da fare, perché io con i colleghi abbiamo decine di cittadini che ci chiedono di risolvere problemi. Noi siamo contenti quando li risolviamo, meno contenti quando non riusciamo a risolvere il problema della burocrazia. Ecco, allora, se ci sono delle cose da fare, quindi l'approccio di carattere amministrativo e quello del fare, io credo che questa esperienza che viene maturata in questi anni possa consentire quell'equilibrio per cui uno possa poi portare un'esperienza di carattere legislativo, perché qui c'è una necessità di fare buone leggi. Ci sono degli esempi anche di questa, io qua ho portato di alcuni articoli fatti da questa maggioranza, in cui ci sono 25 righe per scrivere un emendamento, per esempio sui fondi, sui contributi ai comuni o alle associazioni, sulla cultura e sullo sport, che adesso prima davano alla provincia, adesso li dà la regione. Ci sono degli emendamenti con 35 righe, nella quale si dice che oggi l'amministrazione regionale deve dare un contributo di 500 euro all'associazione sportiva di Talmassons. Che senso ha questo? Addirittura dice che vengono dati contributi su chi ha fatto domanda
l'anno precedente. Quindi non c'è neanche bisogno di fare domanda. Allora dico, ci vuole la necessità che anche un'esperienza di carattere amministrativo possa portare a una legislazione che sia più a misura di uomo. E quindi io penso che i sindaci su questo possono dare un contributo. Ecco Pozzo, quella dell'amministratore locale, fare il sindaco, fare il vice sindaco, è una buona palestra per... Sicuramente è un'indubbia palestra, però mi aggancio solo a quello che diceva poc'anzi Zanin per dire questo anche, che diciamo serve la concretezza degli amministratori e questo è fondamentale, ma serve accanto a questo anche una capacità di visione che non sempre, diciamocelo tra noi, siamo in grado magari di avere o di proporre. Quindi attenzione, perché fare l'amministrazione è una cosa, fare politica chiede una capacità in più di visione macro. Ovviamente se penso anche alle riforme che ci sono state a livello regionale, evidentemente serviva forse un'attenzione maggiore a livello di impatto, di capacità concreta di attuarle, di portarle avanti, però c'è anche la necessità di una visione. Ecco, io quindi sposo la causa di una politica che sappia crescere di livello, sappia crescere di qualità, e in questo senso benissimo l'apporto degli amministratori, benissimo l'apporto dei sindaci, perché in effetti la palestra è nel contatto con le persone, direttamente con i problemi e quindi nella necessità di dare soluzioni, ma serve anche una capacità politica di ampio respiro. Non sempre, credo, nei nostri tempi siamo stati in grado di proporla, sia di proporre una capacità amministrativa che riesca poi a essere portata a livello regionale, sia di proporre una visione politica, che è una visione politica per un territorio ampio, cioè evidentemente il consigliere regionale deve ragionare sicuramente anche con una capacità rappresentativa del territorio che rappresenta, che quindi in primis il collegio, ma con una capacità di visione. In una regione che ha forze territoriali significative, Pordenonese, l'Udinese, la Carnia, le coste, Trieste, Monfalcone, cioè devi avere capacità, io credo, di visione, perché attenzione che il rischio tante volte che si corre a livello di amministrazione regionale è di un campanilismo che potrebbe non fare necessariamente il bene della collettività. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi di nuovo in diretta con Elettroshock. Di nuovo in diretta con Elettroshock, si stanno scaldando i motori in vista delle regionali del 2018, tanti sindaci insomma stanno facendo serie riflessioni per capire come organizzarsi in vista di questo appuntamento. Vado da Massimo Moretuzzo per capire come si sta organizzando il patto per l'autonomia, che sicuramente insomma punterà ad avere un ruolo in questa competizione elettorale. Sì, noi ci stiamo organizzando e siamo sulla buona strada, diciamo così, perché crediamo che serva una presa di posizione forte da parte della nostra regione, da parte di coloro che hanno a cuore il futuro di questa regione, perché vediamo come amministratori locali, ma in realtà anche come cittadini, che la situazione è critica da tanti punti di vista. Questi ultimi 10 anni di governo regionale ci hanno regalato una regione in grossissima difficoltà. I dati anche di questi giorni, presentati anche sui quotidiani, rispetto ad esempio alla situazione dei tanti giovani che stanno emigrando all'estero, quasi doppia rispetto che alle percentuali nazionali. Il 14% di tutti coloro che vanno all'estero sono giovani, in Friuli Venezia Giulia contro l'8% della media nazionale. Il fatto di una crescita naturale della popolazione che è metà rispetto a quella della media europea, una situazione difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista della lacerazione del tessuto istituzionale, perché la frattura che c'è dal punto di vista del rapporto fra comuni e regioni, fra comuni stessi, fra territori, è una frattura importante. La situazione della sanità regionale, che se ne dica, insomma, il tema del rapporto presentato dal CREA, dal Massimo Istituto Nazionale, a luglio scorso ci dice che siamo passati dal secondo al penultimo posto. Tutte queste cose ci dicono che in qualche modo serve una risposta, e la risposta noi crediamo non possa arrivare da chi ha la responsabilità, ha avuto la responsabilità di governo in questi ultimi 10 anni. Serve uno scatto di reni, serve qualcuno che si prenda la responsabilità di portare un rinnovamento profondo, e questo non può che arrivare dal territorio, sicuramente non può arrivare dalle segreterie dei partiti italiani, in qualche modo quelli che hanno avuto queste responsabilità, e in questo senso noi siamo pronti insomma a dire la nostra. State ragionando già anche sulle candidature? Ma noi siamo profondamente autonomisti dal punto di vista ideale, quindi crediamo che le candidature arrivino dai territori, arrivino da tutti i cittadini e gli amministratori che si stanno avvicinando a questo percorso, e sono davvero tanti, e quindi l'ultimo dei pensieri e dei problemi è capire chi sarà
a schierarsi, da quali nomi saranno composte le liste. È importante che ci sia un sentimento popolare profondo che metta il tema della discontinuità come tema principale. Ecco, questo credo che siamo appunto a buon punto. E certo è che nei comuni insomma si cominciano a fare i conti, leggi e carte alla mano, qua si cerca di capire come organizzarsi, perché insomma ok, c'è tempo per le candidature, ragioniamo prima su come organizzarci, però qua di fatto ci sono delle scadenze e a queste scadenze pensano in tanti. No, bisogna anche trovare i candidati, perché la fa facile Morettuzzo, però insomma 40 candidati mi pare per collegio, sono le firme, qualcuno le prende su, qualcuno le prende su, cioè non è molto così semplice, insomma. E poi penso ci sia anche una certa concorrenza all'interno, no? Come si parlava prima fuori onda, c'è qualche comune che proprio resta sguarnito di sindaco e di vice sindaco. C'è un problema che con la comunità non è molto semplice. Però io volevo fare una domanda a loro, e anche a Spilimbergo magari se... La giriamo agli ospiti di Spilimbergo. Non credete che deve tornare proprio il primato della politica? Si parla tanto di primato della politica e tutti si nascondono dietro liste civiche, si nascondono dietro amministratori, eccetera. Io dico, i partiti hanno espresso i sindaci sono anche espressione anche dei partiti. Non bisogna vergognarsi a dire io sono di quel partito, io sono di quell'altro. Poi è evidente che l'amministrazione è tale, no? Uno quando diventa sindaco di nome per conto di tutta la comunità, ma non credete che la politica, la P maiuscola, debba tornare anche per infiammare un po' quello che si dice la partecipazione popolare? Sentiamo che ci dicono da Spilimbergo. Da Spilimbergo cadete un po' male, perché eccetto io qua tutti gli ospiti sono schierati e sono tutti rappresentanti di partiti, quindi lo possiamo chiedere a Ceraulo intanto. È vero che spesso ci si nasconde un po' dietro questo civismo? Sì, quando c'è la necessità di aggregare a volte diverse sigle può diventare anche un'opportunità, questo è inutile che venga nascosto, cioè succede. Ma come ha ben detto lei, poi le connotazioni politiche se ci sono saltano fuori e se non ci sono rimangono, ma magari saltano fuori nel momento in cui uno sceglie. Non vede, ci sono tante persone che non sanno dove posizionarsi, come posizionarsi e compagnia. Questo secondo me è un elemento... Ma i partiti hanno ancora una funzione oggi? È necessario che ritornino ad avere una funzione proprio anche rispetto, cioè vede, noi siamo sindaci e abbiamo il nostro territorio di riferimento, poi esiste, o meglio esistevano le province che erano l'area vasta e poi c'è la regione e poi c'è naturalmente il governo nazionale. Allora non è pensabile che ci sia una discontinuità netta, no? Cioè, la regia dei governi che si riflette nei territori deve essere una regia armonica. Ad esempio, vede, a me l'esultanza per l'ingresso in Friuli di Sappada, per esempio, non è riuscita ancora a farmi superare la mortificazione per aver perso le province, perché la provincia di Pordenone si è già chiusa, gli effetti sono negativi, ma comunque rimane sul territorio, sul terreno, rimangono i problemi dell'area vasta e sono i problemi con i quali anche noi sindaci abbiamo avuto modo di doverci confrontare. Allora sono temi aperti che non possono essere risolti dai sindaci. Abbiamo visto i tentativi dei consigli regionali, cioè i partiti come fucina di elaborazione di idee e di progetti hanno svolto il loro compito in modo importante e sarebbe necessario che queste cose potessero ritornare secondo concetti moderni, sa, perché a continuare a camminare guardando indietro si rischia sempre di inciampare e di cadere per terra. E allora questi problemi che lei ha vissuto da sindaco adesso li vuole portare in regione, perché lei è un altro di quelli che si candidano per Forza Italia. Le chiedo intanto, lei era d'accordo per il terzo mandato oppure no? Guardi, questa è una domanda alla quale, come posso dire, bisogna stare attenti a rispondere, perché io direi sì e no, capisce? Allora, normalmente in una condizione normale 10 anni dovrebbero essere sufficienti per poter esprimere i tuoi programmi, le cose con le quali ti presenti ai cittadini e ti riprometti di fare per migliorare il tuo paese. Ecco, poi viviamo in un mondo di burocrazia che ti fa così, e succede che passa il tempo e tu ti trovi a ridosso della scadenza del tuo secondo mandato e ci sono ancora tante cose che sono ancora lì sulla carta che tu vorresti vedere realizzate, e questa cosa ti farebbe pensare anche, quindi io non le nascondo che se il terzo mandato fosse stato praticabile io ci avrei pensato seriamente, avrei fatto volentieri il sindaco, perché nonostante sia, come dire,
un incarico particolarmente oneroso per se stessi, per la famiglia e compagnia, ma a me è piaciuto, io mi sono anche divertito, sono state molte di più le soddisfazioni, che sono quelle che poi conserverò, e anche in modo geloso, rispetto alle amarezze, che sono tante ma passano. Ecco, possiamo dire che Ceraulo è un big della politica, perché, no, lo spiego, perché quando è stato eletto l'ultima volta era proprio il vento di centrodestra, lui riuscì addirittura al primo turno, sì, il vento di centrosinistra, e riuscì addirittura al primo turno a farsi rieleggere. Ecco, fu una mosca bianca allora. Guardi, quando sono state aperte le urne delle europee c'erano la controparte che insomma esultava, diceva ecco, pensavate di aver vinto il primo turno. Il centrodestra era al 39% come coalizione nelle urne delle elezioni europee. Abbiamo virato 18 punti, è stato eletto col 57%, grazie ai sacilesi. Daniele, Allora, abbiamo una è domanda. in scadenza di primo mandato, Francesca Papais, sì. Volevamo chiedere, visto che Dimmi. prima Enzo faceva riferimento a quei comuni che rischiano di rimanere sguarniti, questo nel caso in cui sia il sindaco che il vice sindaco, insomma, abbiano intenzione di candidarsi, chi alle regionali, chi magari alle politiche. Questo pare essere un po' il caso di Sacile. Allora volevamo chiedere a questo proposito qualcosa al sindaco di Sacile, appunto. Sì, giustamente come diceva Enzo Cataruzzi prima, c'è il rischio che si candidi il sindaco e anche il vice sindaco, magari alle politiche, uno alle regionali, uno alle politiche, quindi questo potrebbe lasciare sguarnito il comune e potrebbe essere proprio il caso di Sacile. Sì, ma io penso che chi ha le qualità è giusto che le esprima e che tenti le proprie strade. Pensare che si sguarnisca il comune no, perché grazie a Dio abbiamo tante persone molto valide. Ecco, credo che abbia risposto in questo modo. Torno da Francesca Papais per dire, lei in scadenza di mandato a Zoppola, si ricandiderà a Zoppola per il secondo oppure l'hanno corteggiata per un posto in regione? Ricordiamo che Francesca Papais è stata anche segretario provinciale del Partito Democratico. Diciamo che in questo momento sono in una fase di decisione ancora. Sicuramente non mi candiderò alle regionali o diciamo mi ritirerò oppure mi... Ma gliel'hanno chiesto? Sì, ma diciamo che ovviamente il cuore in questo momento guarda al territorio e quindi ovviamente deciderò se ricandidarmi e ovviamente per altri 5 anni a sindaco qualora appunto i cittadini nuovamente credessero in me oppure mi ritirerò. Ma insomma sono in una fase abbastanza delicata e speciale della mia vita per cui insomma mi prenderò qualche giorno, poi insomma abbiamo ovviamente anche una squadra quindi il gruppo decideremo insieme. Ecco, convolata a nozze da poco e per questo si riferiva a una situazione particolare della sua vita. Giovanissima, è stata segretario provinciale del Partito Democratico. Ritornando ai partiti, possono ancora formare, per lei è stato utile stare dentro un partito un po' turbolento alle volte? Diciamo che la scuola di partito è fondamentale, ritengo che sia un valore aggiunto perché diciamo, fare la gavetta fa bene, l'umiltà in politica è una qualità importante ed è un punto di partenza. Io ho una mia idea, ma far parte di un partito non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, per potermi anche confrontare, diciamo a viso aperto, anche in modo molto chiaro, con chi non la pensa al mio stesso modo. In questo tavolo mi trovo dei colleghi sindaci con cui ci siamo confrontati, pur venendo da scuole politiche diverse, anche da esperienze politiche diverse, ma abbiamo sempre trovato un punto di intesa per il bene dei nostri cittadini, per il bene del nostro territorio. Ecco, credo che la politica e il far parte di un partito sia questo, non diciamo una scatola chiusa dove dire io ho la verità in tasca, il pensiero unico non esiste, è un punto di partenza per costruire diciamo un qualcosa di concreto e di importante per i nostri cittadini. La convince la candidatura ormai nell'aria di Sergio Bolzonello a Presidente della Regione? Diciamo Sergio Bolzonello è una risorsa per questo territorio, devo dire che mi sono confrontata anche a volte in modo acceso anche da segretario politico quando lui era sindaco e diciamo che ritengo che possa essere una risorsa preziosa per questo territorio anche per questa esperienza, appunto parlavamo di sindaci fuori dal comune che ovviamente porta in regione, ha già diciamo maturato questa esperienza da vicepresidente della giunta regionale, insomma portando anche delle riforme sicuramente molto concrete e molto importanti. E oggi insomma gioca questa scommessa, insomma perché no? Bene, allora Alessandra ti ridò la linea e poi parleremo anche con Ivo Moras.
Sì, ecco, prima di lanciare la pubblicità, brevemente volevo fare una riflessione con te, Enzo, perché si parlava prima di liste, di composizione delle liste, che pare non essere sempre un'operazione facilissima. Ci sappiamo che si parlava prima della stagione dei sindaci, ci sono i partiti che cominciano a tirare la giacca ad alcuni sindaci che evidentemente nelle battaglie che hanno portato avanti sul territorio hanno raccolto molti consensi, e poi c'è anche la caccia alle donne da inserire nelle liste. Senza dubbio la parte femminile è preponderante, no? Anche perché prima è stata un'imposizione, ma adesso è una cosa normale, come è giusto che sia, per cui anche lì c'è una competizione all'interno delle varie liste, ma io dico anche nei collegi elettorali, per trovare anche le persone adatte che possono catturare anche le simpatie dei voti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Sindaci fuori dal comune, il tema di questa sera. Allora riprendiamo subito, Enzo. Volevo chiedere, a me sono concesso, non voglio gufare, ma viene eletto, no? In qualche modo, la prima proposta di legge che propone il Consiglio regionale. Cioè è chiaro l'UTI non vi va bene, ma potrebbe essere questa, è non chiaro so. che io credo che nel momento in cui il centrodestra dovesse assumere la responsabilità di governo di questa regione ci dovrebbe essere un senso di riequilibrio, un senso di responsabilità verso quei sindaci, e sono tanti, che hanno portato avanti una battaglia a mio modo di vedere giusta e che oggi vedono per questa battaglia i loro comuni avere delle penalizzazioni che ogni volta devono essere contrastate, qualche volta con successo, qualche volta non siamo più in tempo, in sede di tribunale. Quindi credo che ci dovrà essere subito un riequilibrio per far mettere tutti sullo stesso piano. Non ci sono più comuni di serie A e di serie B, non ci sono più municipi o sindaci di serie A e serie B. Questo deve essere il primo impegno, credo, da parte di tutti, ma io mi auguro sia anche un impegno di governo dell'eventuale governatore del 5 Stelle o dell'eventuale governatore del centro-sinistra. Ecco, tra l'altro, mai come in questi ultimi tempi abbiamo visto sindaci in gruppi piccoli o grandi recarsi a Trieste davanti al Consiglio regionale, insomma, per protestare, per lamentarsi. La copertina lo dice, la no? La copertina lo racconta in qualche modo. Allora chiediamo al sindaco Zanin, non sindaco ribelle ma sindaco libero, di raccontarci che cosa è successo oggi a Trieste. Ma oggi 40 sindaci, quindi non pochissimi. Per la quarta o quinta volta ci siamo recati a Trieste perché volevamo far sentire le nostre ragioni di sindaci discriminati, perché noi, non essendo entrati in UTI, e la legge tra l'altro che ha avuto 27 modifiche in 4 anni, quindi quasi una al mese, consentiva ai comuni di stare fuori, e comunque subiscono delle penalizzazioni. Avendo letto sulla stampa che il candidato presidente del PD in pectore, il vicepresidente Bolsonello, aveva dichiarato che questa delle UTI era una legge fatta tra quelle male e che lui avrebbe cambiato partendo da un ragionamento con i sindaci, siamo andati a Trieste per chiedere un incontro al Consiglio regionale, quindi ai capigruppo e anche allo stesso vicepresidente, per fargli una proposta molto semplice. Se è vero che la legge è fatta male, non perseverate, quindi congelatela fino alle elezioni, tagliate le penalizzazioni che il prossimo anno sono molto pesanti per comuni fuori UTI, e quelle si riverberano non sul sindaco ma sulla comunità, quindi non è che fanno un dispetto al sindaco perché tagliano le risorse, fanno un dispetto ai nostri cittadini, e bloccate il trasferimento delle funzioni dal 1° gennaio, sono pesanti, penso solo alla ragioneria, cioè dal 1° gennaio i comuni inutili devono gestire la ragioneria in forma comune. Abbiamo fatto questa, siamo andati giù, ci hanno fatto fare anticamera per 2 o 3 ore, mentre le altre volte di solito per buon senso ci hanno subito accolto perché noi avevamo chiesto una sospensione. È stata posta ai voti la sospensione, il PD ha votato contro, tutti gli altri hanno votato a favore e quindi non è stata accettata, e lì a un certo punto dopo 3 ore, siamo arrivati alle 9:30, all'1:30 molti sindaci dovevano tornare a lavorare, dovevano avere degli impegni, abbiamo abbandonato dicendo che in questo caso il fatto che ci dispiace che Bolsonello poi alla fine ha detto vi ricevo alle 4, alle 3, non avete chiesto l'appuntamento come fossimo gli ultimi degli ultimi, secondo noi non ha accettato l'incontro perché era in forte imbarazzo, cioè noi gli avremmo chiesto questo, quindi se sei coerente con quello che hai dichiarato sulla stampa che la legge è fatta male, sospendila. Non ci interessava parlare con la Serracchiani e con Panontin perché ormai sono in scadenza, come il latte ormai, la Serracchiani va via e Panontin è un esterno, quindi abbiamo parlato col dopo. Devo dire, a onor del vero, abbiamo avuto un'adesione da parte del consigliere Travanut, che mi ha detto è candidato presidente dell'MDP, che era disposto a incontrarci e a dire che insomma era anche contrario anche lui alla legge.
E quindi abbiamo detto che insomma il comportamento del vicepresidente non è stato coraggioso. Ecco, su questo poi lui si è un po' alberato, c'è stato un diverbio sulle scale, ci ha inseguiti, insomma. Ecco, io credo che però... Bolsonaro viene seguito? Sì, Bolsonaro sulle scale ci ha inseguiti perché ha detto io non sono così perché qualcuno gli ha detto che era un coniglio, insomma, ecco, io non sono così, l'ho detto io, perché ritenevo che insomma per rispetto 40 sindaci vanno ascoltati. E poi ci siamo chiariti, però ecco, chiaramente era in difficoltà per esprimere questa adesione a una cosa che ha detto sulla stampa, in cui io credo lui ci creda, perché lui è un sindaco, quindi crede a quello che la legge dei luti è fatta male. Però certo, dirlo davanti alla Presidente Serracchiani, che l'ha voluta fortemente, una delle leggi peggiori, io penso la peggiore fatta da quando c'è la storia di questa regione, questa legge, era un po' complicato per lui, quindi l'abbiamo capito. Però ecco, adesso questa cosa però non finisce qui, perché noi adesso faremo un emendamento nel quale chiederemo le cose di congelamento della legge per 6 mesi, mancano 4 mesi alle votazioni, 4-5 mesi, congeliamo per 6 mesi e lasciamo a chi viene dopo la possibilità di recuperare, lo diceva qualcuno, un rapporto tra sindaci, lo diceva Massimo, che si è rotto, non è mai successo in questa regione, ha governato la destra, la sinistra, gli autonomisti, che si sia rotto un rapporto tra amministratori, una cosa diciamo, che pesa su questa regione. Io credo che un nuovo Consiglio regionale da qui deve partire, dai sindaci, perché l'organizzazione del territorio è un'organizzazione che i sindaci insieme alle proprie comunità sanno organizzare molto bene. Allora, prima di passare la palla nuovamente a Spilimbergo, volevo sentire Pozzo, insomma, visto che il tema, Sì. credo, meriti Ma su questo noi abbiamo una posizione abbastanza netta. Allora, intanto i comuni crediamo che in qualche modo una forma di aggregazione serva. Cioè, ricordiamo che noi abbiamo 216 enti comuni in regione, 160 sono sotto i 5.000 abitanti, 45-46 sono sotto i 1.000 abitanti, evidentemente le condizioni come sono non sono gestibili. Quindi un ragionamento io credo e noi crediamo vada fatto. Detto questo, cosa serve? Sicuramente riannodare i fili istituzionali che sono saltati, su questo concordo pienamente e non mi piace, non ci piace la questione delle penalizzazioni perché sta creando tensioni, cose che secondo noi sono cose comunque inutili che vanno ad accendere ancora più il clima. Certamente però c'è un punto fondamentale, bisogna mettere in sicurezza i comuni. Perché così il problema vero di questa riforma, a mio avviso, a nostro avviso, è che si sono volute creare queste UTI che sono la somma dei comuni. Ma se i comuni sono, tra virgolette, cadaverici, evidentemente come fai a costruire un UTI? Questo è stato il tema, secondo me, di fondo problematico. Tu hai posto ai comuni la responsabilità di fare un ente superiore con le stesse forze che avevano, che in diversi casi, Pozzania, penso alla situazione Palazzolo, diversi comuni che sono in condizioni disastrose dal punto di vista del personale. Quindi bisogna mettere in sicurezza i comuni, potenziare il personale, far sì che stiano in piedi i comuni, perché altrimenti non puoi costruire altro. Dopodiché in tutta questa faccenda c'è ovviamente la questione delle competenze di area vasta che bisognerà gestire. Noi crediamo non certamente tornando indietro rispetto al tema delle province, su questo abbiamo una posizione netta, e altra questione è ragionare sul tema della regione, perché evidentemente qualcosa bisogna fare anche lì, perché da anni si parla di una riforma della regione, è vero che poi ci perdiamo probabilmente anche noi politicamente a raccontare gli slogan, però su quello bisogna ragionare, sul fatto di alleggerire la regione, far sì che la regione abbia capacità di regia legislativa e far sì che gli enti locali abbiano le possibilità di amministrare, con ovviamente la responsabilità di tutti, cioè quello che diciamo non è stato bello su questa riforma, comunque uno scontro che alla fine non gioverà a nessuno. Noi dobbiamo partire dalla necessità in qualche modo di fare operare gli enti locali, di rimetterli assieme, però sicuramente dando dei segnali al personale di questi comuni, perché il personale in questo momento è già zoppato di suo e gli stai chiedendo di fare uno sforzo che non stanno nemmeno capendo. E ovviamente, chiudo, c'è il tema dei servizi, perché noi parliamo sempre delle UTI magari dal punto di vista degli amministratori, ma dobbiamo ragionare su chi può beneficiarne. I cittadini hanno servizi migliori? In questo momento no. Quindi noi dobbiamo mettere a posto quella riforma lì. Allora, restituiamo la linea a Spilimbergo, a Daniele. Peraltro, Daniele, volevo dirti che ci è arrivato un messaggio da un telespettatore che evidentemente si ricollega alla nostra copertina, alla riflessione che abbiamo fatto sul passaggio di Sappada al Veneto. Ebbene, il telespettatore chiede: Sacile vuole stare in Friuli o vuole andare in Veneto?
Ecco, allora giriamo subito la domanda a Ceraulo. Un telespettatore dice: ma Sacile vuole stare in Friuli o vuole andare in Veneto? Riferito alla considerazione che ha fatto prima lei su Sappada. Sì, no, noi lo dico sempre, noi siamo i veneti del Friuli, però voglio dire ci sentiamo a nostro agio in Friuli, anche se siamo veneti a tutti gli effetti. Ecco, allora ritorniamo al tema UTI con Renzo Francesconi, perché era anche lui uno dei 40 sindaci presenti, senza rifare la ricostruzione della giornata che è già stata fatta dallo studio. Vedo che ha un dossier sulle UTI, i costi sono aumentati, sono diminuiti, era meglio la provincia, è un pasticcio? Per quanto riguarda le UTI, come ha già bene detto Zanin, la giornata l'ha riassunta molto bene e devo dire che quando ci è stata negata la possibilità di fare subito un incontro con una breve sospensione che è stata chiesta dall'Aula del Marin, che poi è andata ai voti, per un voto è stato deciso di proseguire, per quanto mi riguarda era bene sgomberare il campo, non eravamo graditi, per cui io credo sia stata questa la prima reazione. Poi si è voluto aspettare per vedere gli eventi, abbiamo fatto anche la richiesta formale come era stato richiesto, richiesta formale, non so se i nostri cittadini fanno richiesta formale, di solito telefono, la segreteria ci incontrano per la strada, ci chiedono e noi cerchiamo anche di ascoltarli anche fuori dai canoni e quindi questo è il nostro modo di operare. Quindi noi abbiamo pazientemente ancora aspettato e poi gli eventi li avete già sentiti. Per quanto riguarda poi, c'era stato anche, mi pare, Pozzo che diceva sulla necessità di mettere insieme i servizi e siamo d'accordo, sulla necessità di fare squadra siamo perfettamente d'accordo, però su tutte le fusioni che sono state un po' imposte nel piano di fusione della Regione sono stati spesi 1.116.000 euro tra il 2016 e il 2017 che hanno prodotto praticamente un risultato pari a zero, perché di fatto le fusioni non hanno portato a nulla perché non sono volute dai territori. Quindi se i territori non vogliono andare avanti su questa strada, io credo che le migliori aggregazioni possibili siano quelle che nascono dal basso mettendo insieme i servizi volontariamente. E devo dare atto che l'Unione Territoriale del Tagliamento, di cui territorialmente io faccio parte, ha messo insieme le funzioni minime delle UTI, nonostante ci siano sindaci che credono in questa legge e hanno anche fatto una modifica statutaria dando la possibilità di essere flessibili, cioè il più flessibili possibili, dando quasi la possibilità di avere un'UTI non obbligatoria ma volontaria, che era quello che sarebbe nello spirito della norma, della legge con cui bisognava andare avanti. Ecco, io credo che gli esempi devono essere quelli di fare in modo che gli errori del passato non siano quelli che vengono perpetrati anche nel futuro. Se vince il centrodestra, che cosa succede delle UTI? Ma io credo che profondamente questa legge vada cambiata, per molti aspetti deve essere cancellata, perché devono essere cancellati molti di questi aspetti, quasi tutti, va rifatto praticamente un sistema di autonomie locali, va soprattutto fatto un lavoro insieme ad ANCI. Lì è il centro delle autonomie, lì è il posto dove i sindaci trovano una sintesi insieme alla Regione. Questo deve essere il punto di forza su cui la prima cosa che deve fare un centrodestra vincente in Regione assolutamente è quella di prendere in considerazione questo aspetto. È impensabile un ritorno alle province? Nulla è impensabile, come era impensabile che venissero abolite qui in Friuli, perché era impensabile che venissero abolite. Noi siamo l'unica regione che ha avuto la prima provincia abolita di tutta la nostra nazione per quanto riguarda una riforma statutaria, ma realisticamente io credo ormai nelle aggregazioni che i comuni possono fare su base volontaria, mettendo insieme dei servizi, lavorando tutti quanti insieme e facendo in modo che gli organismi di area vasta dialoghino tra di loro in maniera seria per poter portare dei risultati e dei risparmi, e non maggiori costi, maggiori direttori generali, maggiori sedie, maggior personale che alla fine non servono assolutamente a nulla. E anche sui costi si è molto dibattuto perché ognuno tira un po' l'acqua al proprio mulino. Chi sicuramente non vuole sentire parlare di UTI è Ivo Morassa Bruniera, vero? Beh, sicuramente non ho aderito e sicuramente vedo anche i risultati di questa scelta positivi per il Comune di Bruniera. Poi nella base della legge 26 si dice che il Comune deve aggregarsi perché in questa maniera si vanno a ridurre i costi, ma noi non siamo centri di costi, noi siamo enti che erogano servizi e questo è proprio il fondamento principale del Comune. Noi tra l'altro come Comune di Bruniera a nessuno ci deve insegnare come fare in modo che ci siano aggregazioni di comuni per la gestione dei servizi.
Abbiamo con il Comune di Pasiano la gestione di vigili urbani, con il Comune di Sicilia la gestione della CUC, dello SUAP, dei servizi sociali. Con il Comune di Prata e di Pasiano andremo a firmare una convenzione per quanto riguarda la ragioneria. Abbiamo con questi altri 2 comuni la convenzione per quanto riguarda le politiche europee. La gestione del personale ce l'avevamo con Porcia, però adesso andremo a gestirla con Pasiano e Prata. Perciò ritengo che imporre ai comuni che già adottano questo sistema di condivisione dei servizi un'obbligatorietà, tra l'altro a livello territoriale al Comune di Bruniera è stato imposto di entrare nell'UTI della Livenza, Cansiglio, Piancavallo, adesso il nome non lo ricordo nemmeno e neanche mi interessa ricordarlo, mentre avevamo proposto un UTI del mobile concentrato sui 3 comuni che hanno molta similitudine per situazioni industriali, sociali, culturali e collaborazioni già in essere. Si pensi che noi già da 20 anni abbiamo una casa di riposo con i 3 comuni, perciò ritengo che obbligarci a non farla e obbligarci a entrare un UTI che va dal Piancavallo in alta montagna fino alla pianura dove siamo noi, siano scelte anacronistiche di chi non conosce il territorio, che non ha voluto in primis fare una fotografia di come era la realtà per poi trovare le soluzioni migliori per fare in modo ci siano riduzioni dei costi, cosa non riuscita perché gli UTI sicuramente costano di più, anacronistica poi la scelta di Parrontin di uscire nella descrizione dei risparmi sull'eliminazione della provincia. Io mi chiedo, ma ha fatto i risparmi sul personale? Il personale cos'è? Evaporato nell'aria? È stato ricondotto in altri enti e questo non ha portato dei risparmi perché i costi sono rimasti i medesimi. Tutte queste scelte sono state dettate dalla volontà di chi dirige, che era Serracchiani, di far bella figura a Roma, senza fare un'analisi del territorio e trovare le soluzioni migliori per lo stesso, perciò che siamo contrari. Lei scade nel 2000, qualcuno diceva si scade come il latte, ecco, in questo caso termina il secondo mandato nel 2019, la Lega Nord, il partito ha chiamato, vorrebbero che si candidasse per la Camera, il Senato o per la Regione? Beh, non esageriamo, diciamo che quello che a me è stato chiesto è stata chiesta una candidatura in Regione. E perseguo questo obiettivo anche per portare avanti le istanze del territorio, come è già stato detto dai colleghi, in quanto io ritengo che i sindaci facciano un'esperienza di amministrazione tale da poter arricchire anche la Regione con tutte le istanze che raccolgono nel territorio, che poi condivise a livello maggiore in un ente più ampio possono portare benefici nel locale ma anche a livello regionale. Ok, allora ti ridiamo la linea intanto Alessandra, poi sul tema UTI però sentiamo anche Di Bisceglie e Papais. Benissimo, noi lanciamo la pubblicità e rientriamo tra poco in studio. Eccoci di nuovo insieme, siamo in diretta con Elettroshock. Allora diamo subito la linea a Spilimbergo, a Daniele e ai suoi ospiti, poi rientreremo qui in studio. A te Daniele. Sì, proseguiamo il dibattito sulle UTI, viste però da chi insomma le UTI forse le sostiene, come il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie. Come sta andando da voi questo esperimento? È così tragico come l'hanno dipinto gli altri? Ma certamente no. Penso che bisogna inquadrare tutto in un contesto. Io voglio ricordare che quando è incominciata questa legislatura regionale, da parte di tutte le forze politiche vi era l'esigenza di mettere in campo una riforma di riordino istituzionale che aveva sostanzialmente al centro da una parte l'abolizione, il superamento delle province, dall'altra un modo per mettere assieme, tenere assieme gli enti locali, soprattutto per quanto riguardava i servizi, e determinare quindi questa nuova personalità giuridica che oggi abbiamo chiamato Unione Territoriale. Però anche visto i tanti mugugni, alla fine si può dire si poteva fare meglio? Ma ogni cosa si può fare meglio, però noi lo diciamo oggi, dopo che questo riordino è avviato. Ora è giocoforza che a me pare molte cose siano state fatte,
c'è la perché non dimentichiamo che il fatto di aver superato la provincia, insomma, è un risultato di grande rilievo, di tutti, credo detto, questo è sottolineato. Adesso ci sono delle UTI, queste unioni territoriali, alcune cose sono state fatte, noi per esempio nell'UTI Tagliamento abbiamo avuto la possibilità di incardinare, come si dice, l'ambito sociosanitario nell'UTI, lo abbiamo fatto in modo molto semplice, efficace, senza ricorrere, che so, come qui è stato detto, a direttori generali o cose di questo genere. Allora, quando c'è una volontà che incomincia a essere quella dei territori, di stare assieme, di ragionare assieme per quanto riguarda l'erogazione di servizi, vedete, credo che si trovano la modalità. Certo, adesso, ovviamente dopo un po' di tempo, visto che siamo alla vigilia di altre funzioni che devono essere assegnate all'UTI, laddove questo significa ovviamente che il 2018 potrà essere l'anno in cui si può ragionare, approfondire e verificare sotto forma di un tagliando di questo primo periodo di sperimentazione, quali sono le cose che possono essere migliorate e quali sono le cose viceversa che devono essere profondamente modificate. Questo credo che sia normale quando si avvia una riforma così impegnativa che riguarda proprio gli enti locali, cioè l'ente che ha più diretto contatto con i cittadini. Allora, prima di ripassare la linea allo studio, Pappais, come giudica il trattamento che questi 40 sindaci hanno ricevuto da sindaco? Ma credo che alla fine non ci sia la volontà di mancare di rispetto ai sindaci. A volte ci sono delle incomprensioni. Credo che però alla fine un po' tutti dovremmo abbassare i toni, sederci intorno a un tavolo e con grande rispetto per l'istituzione che tutti quanti noi rappresentiamo, chiarirsi una volta per tutte. Perché, come giustamente diceva Antonio Di Bisceglie, la riforma delle UTI sicuramente non è perfetta, è perfettibile. È ovvio che quando è come se io la invito a cena, lei mi contesta il menù senza aver assaggiato se io sono una brava cuoca o una pessima cuoca. Però se lei sa che io sono vegano e mi prepara la fiorentina, forse può immaginarsi che magari mi agito. Sicuramente alla fine è questo il frutto dell'accordo e della condivisione di intenti. Sicuramente questa riforma ha 3 principi fondamentali che comunque dal 2006, da quando i diversi governi che si sono susseguiti in Regione, hanno rilevato da sempre la necessità di condividere alcuni servizi insieme. Il primo, condivisione dei servizi. Il secondo, creare degli ottimi, dei soddisfacenti servizi soprattutto per i cittadini, anche perché le norme si stanno molto complicando, c'è molta burocrazia, quindi c'è bisogno di specializzazione. E terzo ovviamente è quello di anche ovviamente contenere una spesa che in un primo momento è impossibile contenere, siamo ancora in una fase iniziale, quindi non è il momento di verificare i conti. Sono delle riforme che sul lungo respiro sicuramente porteranno anche a un contenimento della spesa pubblica. Allora, attendendo che queste rose fioriscano, vi ridiamo la linea allo studio. Grazie a Daniele. Allora, io direi che lanciamo la pubblicità, poi rientriamo in studio. Vi proponiamo delle interviste che abbiamo raccolto tra i cittadini. Così abbiamo fatto loro una domanda simpatica. Vi rimando a dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Insomma, abbiamo parlato di sindaci fuori dal comune, di sindaci che stanno scaldando i motori, che stanno se non altro pensando a candidarsi per le regionali del 2018. Insomma, ci sono delle poltrone che si stanno liberando. Allora noi siamo andati tra i cittadini a chiedere se magari c'è qualcuno interessato a candidarsi invece in questo caso come sindaco. Allora Daniele Paroni è andato a Udine, sappiamo già insomma che il sindaco Onsel ha deciso, correrà. Ha già tolto le tende. Ha già tolto le tende. Allora, sentiamo le interviste raccolte in città da Daniele Paroni. Le posso chiedere se ha mai pensato di candidarsi a sindaco? No. Perché? Perché non mi va. Non sono capace a fare il sindaco. Ma bisogna provare per sapere se... Ho già questa età che devo provare. Se ho mai pensato di fare il sindaco, sì. Se devo dirti la verità, sì. Correva l'anno? No, anche ultimamente, qualche giorno fa.
Il problema è che potrei influenzare in maniera positiva non più di tanto la questione, perché secondo me destra e sinistra è una finzione. Ciò che conta veramente è chi veramente ha in mano l'emissione monetaria, e questo è un argomento che non è dibattuto. Il problema è questo: ciò che non è dibattuto è ciò che conta, e ciò che è dibattuto è una perdita di tempo quasi. No, non ci ho mai pensato, però poteva essere un'idea valida, considerato i nominativi che ci siamo trovati, specialmente quest'ultimo. Ma quindi ci ha pensato, ma poi... No, non ho mai preso in considerazione la politica, non fa per me, bisogna essere tagliati. È allergico? Abbastanza, ultimamente non ho neanche votato. Perché per votare devo dire a qualcuno rappresentami, c'è uno di cui mi fido, no? E quindi non vado. Ma lei non si vedrebbe bene con la fascia tricolore? No, alla mia età no. Chiedo solo se ha mai pensato di candidarsi a sindaco. No. Cioè, no grazie, non gliene frega? No, no, grazie. Non le interessa? No, non mi interessa, grazie. No, perché non siamo di qua. Voglio dire, nella sua città ci sarà un sindaco. Ah sì, ok, però no, non è una cosa che ho pensato, no. Va bene così? Sì. Nel senso, non potrebbe essere un volto nuovo per la... Non mi è mai passato in mente questa cosa, però. Chissà, mai dire mai. Mai dire mai. È in grande forma, signora, in grande forma. Senta, No, potrebbe essere la persona giusta a fare il sindaco? Ha mai pensato? No, non mi dica. Sì o no? Potrebbe farlo o no? Ci ha mai pensato? No, assolutamente. Perché no? Mi dica perché no. Perché non sono all'altezza. Bisogna essere capaci, avere le capacità e forse anche essere della città. Noi veniamo da fuori, abitiamo qua ma non siamo udinesi. Però voglio dire, tante volte si criticano i politici, i sindaci, però quando c'è la possibilità di mettersi in gioco si fa il passetto indietro. Sì, si fa il passetto indietro perché secondo me è diventata una cosa molto difficile. Bisogna battagliare in continuo, bisogna avere le spalle molto larghe e avere anche degli appoggi. Quindi lei mi dice governino come vogliono, ma governino gli altri? Sì, l'importante è governare bene e far star bene gli italiani, insomma. Assolutamente no. Come mai? Così netta nel ragionamento? Perché non è assolutamente la mia strada. Posso chiederle se ha mai pensato di candidarsi a sindaco? No, assolutamente. Assolutamente, è convintissimo. Allora, grazie a Daniele Paroni che è andato in città a raccogliere questa intervista. Potremmo girare questa osservazione ai nostri ospiti, e qualcuno ha detto fare i sindaci è veramente difficile, è un continuo battagliare. Insomma, è così, facciamo un giro finale con i nostri sindaci urbani. In queste 2 legislature, per quanto mi riguarda, è stato un continuo battagliare, sia nella prima legislatura a Tondo che nella seconda legislatura con la Presidente Serracchiani in maniera particolare, per difendere i servizi, il territorio e la mia popolazione, senza contare soprattutto la presenza dell'ospedale che tuttora c'è e che in qualche maniera è stata minata in questi anni dalle 2 amministrazioni. Quindi io credo che in questo momento i sindaci sono soprattutto impegnati a difendere la propria gente, e difendendo la propria gente anche qualche volta a mettersi in contrasto anche con i propri rappresentanti, magari anche quelli agli stessi interni alla stessa coalizione. E credo che in questi anni, e soprattutto negli ultimi anni, e Zannin ne sa qualcosa con le UTI, altri sindaci si sono messi di traverso su altre riforme, credo che i sindaci abbiano avuto veramente un ruolo importante al fianco dei cittadini, magari lasciando stare anche quelli che erano i colori di partito. Ecco Moretuzzo, quest'anno abbiamo parlato di sindaci presenti in comune per aprire la porta al mattino, per aprire l'ufficio anagrafe, per consentire il funzionamento minimo, insomma, di questi uffici che rimangono importantissimi per i cittadini. È così dura? Sì, è una situazione veramente complicata. Adesso siamo ridotti in tanti comuni, il mio compreso, ad esempio, a non avere la figura del segretario comunale. Quindi stiamo elemosinando i segretari comunali negli altri comuni chiedendo di venire a fare delle giunte a scavalco, dei consigli comunali a scavalco, no? Abbiamo dipendenti che stanno facendo ormai straordinari a iosa senza essere retribuiti fino in fondo per quello che fanno. E abbiamo delle situazioni effettivamente di grossissima difficoltà, no? E questo è uno dei lasciti, ecco, di questi ultimi anni di governo, non necessariamente questi ultimi 5, ma anche quelli precedenti, e credo che ci sia una grossa responsabilità. È anche vero che c'è un'energia importante da parte sia dei dipendenti, di tutti i dipendenti
dei settori pubblici che sono in difficoltà, penso di nuovo al tema sanitario, a tutti i medici e gli infermieri che stanno facendo davvero miracoli per tenere in piedi le strutture, no? Ma gli amministratori che fanno di tutto e gli stessi tecnici, ecco. E quindi c'è un capitale umano e territoriale che rappresenta una speranza importante per il futuro. Zanin, insomma, se vi candidate troverete qualcuno a sostituirvi? Qua dalle testimonianze che abbiamo raccolto in città la vediamo dura. Ma io credo di sì. Guardi, quando avete parlato del problema del secondo o terzo mandato, se facevate a me la domanda, io dico che secondo me 2 mandati per sindaco per me sono sufficienti per realizzare il progetto, il programma, anche per avere quell'entusiasmo. Io dico l'esperienza di sindaco è stata meravigliosa, entusiasmante, mi ha fatto conoscere la comunità, è stato veramente un periodo eccezionale della mia vita. Quindi 2 mandati, se chiedete ai miei cittadini, tutti mi dicono che sanno che probabilmente lascerò, adesso vedremo come vanno le cose, mi dicono peccato che vai via, sarebbe bello avere il terzo mandato, ma perché non possiamo più rieleggerti, ma anche sono convinto che quando sarà il prossimo sindaco si dimenticheranno di questo, è la vita che va avanti, cioè morto un papa se ne fa sempre un altro. Dico un'esperienza meravigliosa, devo dire anche il fatto che abbiamo avuto l'organigramma del personale così anche noi risicato, anche se io ho una struttura abbastanza consolidata nel mio comune e ringrazio i miei dipendenti. Questo però ha avuto anche un rovescio della medaglia positivo, ha responsabilizzato gli amministratori. Io penso che anche i colleghi abbiano sperimentato questo. Dove non arriva il dipendente arriva l'assessore, il consigliere comunale, il vice sindaco, e noi allestiamo le mostre, puliamo le sedie quando c'è il concerto. Io ho le assessori consiglieri a cui voglio molto bene, che penso abbiano anche le capacità per continuare questa esperienza, che fanno tutti i lavori insieme a fianco ai nostri dipendenti. Ecco, si è creato un bel clima. Certo è che però non si può andare avanti all'infinito, bisogna investire in capitale umano. Allora devo dire, dico l'ultima cosa, che uno dei problemi che dobbiamo affrontare, qualsiasi vinca la regione, sarà questo del comparto unico. Dobbiamo ripartire dal personale. E te lo dico a Morettuzzo che dice noi la terza forza, non siamo i partiti, il leader che loro propongono, Ceccotti, è il responsabile, no, della legge del comparto unico, che ha fatto sì che tanti dipendenti dal comune andassero in regione, tutti verso la regione perché hanno più benefit, hanno quindi dico, ecco, bisogna ripartire dal capitale umano perché sennò i comuni chiudono. Allora, Pozzo, questa esperienza degli amministratori locali in questo momento così difficile nei comuni, quindi dare risposte quotidianamente nelle difficoltà ai cittadini, suona molto come una ottima campagna elettorale però, No, beh, io vado sul semplice, credo che ci sia un concetto bellissimo che è ovviamente dietro fare l'amministratore, che è quello del servizio all'altro e alla collettività. E noi questo penso dobbiamo insegnare e seminare nei nostri paesi e nelle nostre comunità. È chiaro che siamo in una fase delicata in cui la democrazia e la partecipazione si è proprio rinsecchita, cioè veramente c'è un momento di aridità proprio, no? E noi dobbiamo, io credo, creare le condizioni per favorire il più possibile anche un rinnovamento delle capacità che insomma possono esprimersi, delle energie, penso ai ragazzi, alle scuole, cioè le istituzioni devono fare questo, impegnarsi sul fronte democratico, sul fronte della partecipazione, sul fronte della passione. Prima citava il sindaco di Meleto la questione giovanile dell'emigrazione, vero, c'è un dato che è molto pesante in questa regione di un'emigrazione che è raddoppiata a livello giovanile in particolare. E io credo che invece questa terra, il nostro Friuli Venezia Giulia, debba tornare a essere pienamente una terra di opportunità e lo si fa anche a partire dai comuni, ci si mette in gioco, si parla apertamente, ci si confronta, si porta avanti le proprie idee, restando sempre nell'ambito di una dimensione che deve essere quella del servizio alla collettività. Allora io ringrazio gli ospiti che sono stati qui con noi in studio a Tavagnacco e passiamo la linea subito a Spilimbergo, così diamo un saluto anche a chi si è raccolto in municipio. Daniele. Sì, allora siamo ai saluti anche noi. Una domanda rapidissima a Ceraulo. Se dovesse essere eletto consigliere comunale, il primo tema che vorrebbe portare su quel tavolo? Regionale. Regionale. Cosa ho detto? Comunale. No, regionale, l'avevo degradata, scusi. No. Niente, esiste un tema di una grave carenza infrastrutturale del quale il nostro territorio soffre da anni ed è il collegamento viario tra Pordenone e Udine. E io penso che chi frequenta questa infrastruttura capisce che la Ponte Bane è in difficoltà da decenni e io penso che gli abitanti di Casarsene sappiano qualcosa. Allora magari ci prendiamo un impegno tra questo collegamento Udine e Pordenone, magari ci dedichiamo una puntata apposita.
Io ringrazio intanto Renzo Francesconi, sindaco di Spilimbergo, perché ci ha ospitato qui questa sera. Ringrazio anche tutti gli altri che ci hanno raggiunto, Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito, Roberto Ceraulo, sindaco di Sacile, Francesca Papais, grazie, sindaco di Zoppola, e il sindaco di Brugnera Ivo Moras. Grazie a tutti, vi ridiamo la linea, buonanotte, ci vediamo mercoledì prossimo. Un saluto al vegano Daniele Micheluzza, allora, buonanotte, grazie anche a Enzo Cataruzzi per essere stato con noi questa sera, a tutti i nostri ospiti, alla prossima, buonanotte.